Significativa cerimonia presso l'Istituto Comprensivo Crispi di Ribera, nell'ambito del progetto nazionale Un albero per il futuro, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e dall'Arma dei Carabinieri attraverso il reparto Carabinieri Biodiversità. Nel corso dell'evento, 4 militari del reparto Carabinieri Biodiversità di Reggio Calabria hanno messo a dimora una talea dell'albero di Falcone, simbolo di memoria e impegno per la legalità. La pianta, derivata dal Ficus macrophylla che cresce davanti all'abitazione palermitana in cui viveva il giudice Giovanni Falcone, rappresenta un emblema della lotta alla mafia e della diffusione della cultura della legalità tra le giovani generazioni. L'iniziativa ha coinvolto attivamente gli studenti e il personale scolastico, che hanno avuto modo di approfondire i valori di legalità, cittadinanza attiva e tutela dell'ambiente, principi cardine del progetto Un albero per il futuro. Il progetto mira a creare un bosco diffuso della legalità nelle scuole italiane, con alberi simbolici piantati in diversi istituti per sensibilizzare i giovani sull'importanza del rispetto del territorio e del contrasto alla criminalità organizzata. La cerimonia ha rappresentato un momento di grande valore educativo e simbolico, sottolineando il ruolo fondamentale della scuola e delle istituzioni nel promuovere la consapevolezza e la responsabilità civica tra i cittadini di domani.